Qual è l'importanza dell'insegnamento della religione cattolica a scuola? L'importanza di conoscere le nostre radici a livello culturale, oltre che religioso, essendo che insegniamo religione cattolica. Però nell'ambito della scuola statale l'impostazione non è catechetica ma culturale. Poter dare una lettura della nostra realtà italiana e quindi da dove veniamo, dove siamo e poter interpretare la realtà di oggi. Qual è l'importanza di questa scelta? Di che cosa si privano coloro che decidono di non seguire gli insegnamenti di religione? Secondo me l'importanza riguarda un po' scoprire il significato anche della nostra vita, ecco, per che cosa viviamo, per cosa vale la pena spendere le nostre giornate e questo in un confronto tra il patrimonio religioso, molto importante della religione cattolica, con le sfide culturali che riguardano anche l'esperienza della letteratura, l'esperienza delle scienze, l'esperienza dell'arte e dello spettacolo che possono in qualche modo aiutare il ragazzo a vivere con maggiore profondità. Anche gli insegnanti di religione non solo sono chiamati ad un cammino di formazione. Quest'anno che filone verrà scelto in questo corso di formazione? Quest'anno abbiamo cercato di raccogliere appunto la sfida del significato dell'educare ancora oggi, quindi ci confronteremo sia su dei temi che riguardano il patrimonio biblico della religione cattolica, ma anche le sfide pedagogiche ed educative che riguardano l'essere di fronte ai ragazzi, ai bambini, ai giovani di oggi.